Campagna elettorale per le regionali del Veneto questo sabato mattina quasi interamente dedicata ai giovani. Ci sono due iniziative contemporanee dedicate ai ragazzi dei due principali candidati alla presidenza della regione Veneto. Mestre in Calle Legrenzi, Giovanni Manillo, candidato del centro-sinistra, presenta il manifesto insieme ai ragazzi di Futuro Venezia, mentre qui in fiera a Padova Alberto Stefani, candidato del centrodestra, sta portando avanti il suo progetto Generazione Veneto. Ci sono circa 300 giovani, tra l'altro ieri ha lanciato anche l'iniziativa della borsa lavoro per far coincidere domanda ed offerta e anche creare un cruscotto per cui i ragazzi possono sapere quali sono le professioni richieste in Veneto e quindi formarsi in questa direzione. Ma andiamo a sentire quali sono i temi di Generazione Veneto e tra l'altro ieri è stato anche pubblicato il programma del centrodestra di Alberto Stefani, 200 pagine. Un incubatore di idee. Oggi abbiamo permesso di dare voce a tanti ragazzi, anche di tante associazioni giovanili. È un primo passo, è una bellissima occasione con oltre 300 ragazzi. Abbiamo parlato di temi concreti e che riguardano il futuro di questa generazione. Voglio raccontare questa generazione nel migliore dei modi perché merita di essere raccontata. Ci sono tantissimi ragazzi che si prendono cura di un familiare, che si dedicano al sociale, che si dedicano a una startup innovativa. Oggi abbiamo ascoltato campioni del mondo dello sport, realtà innovative dal punto di vista imprenditoriale, ragazzi che sono occupati nelle politiche studentesche e nelle rappresentanze di istituto. Questa è la migliore gioventù ed è una gioventù che dobbiamo raccontare perché è la generazione Veneto. Sono felice di essere qui con tantissimi ragazzi e di poter organizzare insieme a loro un programma di rilancio per questa straordinaria generazione. Un programma Veneto Comunità che parte dai giovani, deve partire dai giovani? Deve partire dai giovani. Avete ascoltato tantissime voci che vengono da diversi mondi, perché oggi abbiamo parlato di inclusione, di sociale, di ambiente, di futuro, di impresa, di sport, di scuola, di piano casa. Sono temi che riguardano direttamente una generazione che ha voglia di guardare al futuro con coraggio e che non si arrende. Ecco, a proposito di attrattività, è proprio dagli affitti, dall'abitazione che si deve partire per rilanciare e rendere più attrattiva la regione. Abbiamo proposto un piano casa anche tramite le ATER regionali che utilizzi i fondi a disposizione del piano casa e possa implementare gli stessi con delle opportunità offerte dalla rigenerazione urbana per garantire ai giovani case a prezzi accessibili ma soprattutto ad affitti calmierati, ed è uno dei fattori di attrattività anche per quanto riguarda il mondo dell'impresa e ovviamente i lavoratori. Lei ha sottolineato che bisogna cambiare mentalità nel concetto di formazione, cioè non serve sempre la laurea, è un concetto forte questo. È un concetto forte, soprattutto io lo ribadisco da persona che ha avuto tutt'altro percorso. Io ho fatto il liceo, mi sono laureato, ho un percorso post lauream, ma sono il primo a dire che nel momento in cui in Veneto mancano 280.000 lavoratori qualificati nel 2030, abbiamo bisogno di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Oggi un giovane che esce dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici, è un giovane affermato e che deve essere valorizzato, tanto quanto un laureato. Una delle parole sentite più volte dal palco è un appello contro l'astensionismo, che è un po' il suo appello, ma è soprattutto un appello di questa generazione, a questa generazione. È un appello anche a questa generazione. Credo che i giovani possano dimostrare con il proprio voto la voglia di guardare avanti e soprattutto di portare in politica temi concreti come quello della casa, il tema del lavoro, il tema delle imprese innovative. Abbiamo lanciato tantissimi punti su questo e vogliamo costruire insieme a loro un percorso che tenga in considerazione anche le nuove generazioni, anche e soprattutto le nuove generazioni. Ha parlato di carenza di manodopera, l'immigrazione che ruolo ha? L'immigrazione non può essere una soluzione strategica, è una soluzione che tra l'altro non tiene conto dell'importanza di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Questa è la soluzione strategica per il futuro del nostro territorio. Ho proposto, per quanto riguarda l'immigrazione, il rilancio di quei progetti in loco nei paesi d'origine per formare manodopera
qualificata in quei territori e poter eventualmente integrare chi viene qui con un contratto di lavoro. Solo così si potrà integrare, altrimenti si raccontano bugie e non si crea integrazione sociale. Grazie. I giovani vogliono Grazie. toni pacati. Toni pacati è lo stile con cui abbiamo voluto lanciare questa campagna elettorale. È la prima cosa che ho detto: no attacchi, no provocazioni, no polemiche. E così abbiamo fatto, non è stato semplice, ma così abbiamo fatto in questo mese, così faremo soprattutto nei prossimi anni. Credo che si debba parlare di cose concrete, le polemiche e gli attacchi li lasciamo agli altri. Ogni appello al voto è assolutamente importante, se proviene dai vescovi o se proviene da associazioni o dagli imprenditori o da cittadini qualunque. Credo sia importante andare a votare e sia fondamentale portare la propria voce. Poi ognuno può votare chi vuole, ma è importante esprimere la propria preferenza e dimostrare di essere parte integrante di una società che ha voglia di costruire il futuro e di guardare avanti. Ultima Grazie. cosa, prima parlavi di temi non sono temi di sinistra, molte delle cose di cui avete parlato. La destra si è dimenticata di quei temi in passato, sono stati trattati poco, perché sono temi di sinistra? No, non sono temi di sinistra, ho semplicemente detto che certe volte alcune accuse non tengono conto del fatto che ci sono delle proposte nel centrodestra che forse noi abbiamo semplicemente avuto la capacità di comunicare in maniera migliore, ma che avranno la possibilità di trovare un'efficace realizzazione nei prossimi anni, ovviamente qualora i veneti decidessero di appoggiare questa squadra. Credo che i temi del sociale, dell'ambiente, siano temi che riguardano tutti. Abbiamo proposto però delle iniziative concrete, non abbiamo risposto in maniera ideologica, abbiamo proposto dei punti concreti, penso all'aumento dei punteggi per quanto riguarda la rigenerazione urbana, l'investimento nell'economia circolare, Carta Veneto, il biglietto unico intermodale, ma penso anche alla necessità di attrezzare in maniera migliore le residenze sociali per anziani, creare quartieri inclusivi e villaggi inclusivi e garantire maggiori servizi per la prima infanzia e servizi educativi. L'abbiamo fatto con un programma molto ampio di oltre 200 pagine, ascoltando i cittadini. Noi ascoltiamo i cittadini, credo che alcuni temi, penso al tema del sociale, non sia un tema che possa dividere destra e sinistra. Ci sono delle risposte concrete, io ho fatto il sindaco e sono abituato a dare risposte concrete. Le ideologie le lascio a chi le vuole ancora vedere.